Apertura nella notte a Mogliano Veneto in via Magenta, dove 2 o forse 3 malviventi si sono introdotti in una villetta mentre all'interno c'erano i proprietari, una coppia di anziani molto conosciuta in zona, rubati soldi e gioielli, ora sono sotto shock. Così come sotto shock Anna Zanchetta, la 63enne che dopo un faccia a faccia con il ladro a Marino di Piave si è sentita male tanto da dover essere portata al pronto soccorso. Il suo racconto. Tentano di rubare della merce in un supermercato di Bassano, poi aggrediscono l'addetto alla sicurezza durante la fuga. Denunciati 2 giovani marocchini, uno risiede nel Trevigiano. Nel pomeriggio l'intera Valbelluna si è stretta alla famiglia De Marca per l'ultimo saluto al piccolo Lucas. Silenzio e commozione in chiesa Sedico per il bimbo morto travolto dal muletto guidato dal papà. Una storia di violenza e maltrattamenti nella Marca, la vittima è un bambino di appena 13 anni costretto a lavorare in stalla e picchiato dal padre, genitori a processo. Controlli nella zona rossa tra via Roma e Riviera Santa Margherita da parte della polizia locale, irregolarità in un centro estetico, in un phone center, elevate sanzioni per 7.000 euro. Grandi in evento e piogge stanno mettendo in ginocchio le campagne del Trevigiano. In molte aree temporali hanno colpito più volte gli stessi terreni. Prosegue la conta dei danni. Fine vita per il presidente Stefani. Una norma valida solo sul territorio veneto sarebbe impensabile. Per il governatore serve una legge regionale dalla valenza nazionale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con i raid dei ladri, davvero la Marca senza pace da Mogliano Veneto a Marino di Piave, a Mogliano in particolare ladri nella casa di 2 anziani coniugi molto conosciuti in zona in via Magenta, il colpo nella notte. Questo il loro racconto. Sono entrati nel cuore della notte in silenzio mentre i proprietari erano ancora dentro casa, attimi di puro terrore in via Magenta nella zona ovest di Mogliano Veneto, dove una banda composta da 2 o forse 3 malviventi ha preso di mira la villetta della famiglia Bovolato dove vivono i 2 anziani coniugi. Voi eravate in casa allora? Certo. E non avete sentito niente? Nulla. Il furto è avvenuto attorno alle 22. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica del buco sulla finestra, un foro praticato sugli infissi per riuscire ad aprire la serratura senza fare rumore e senza attirare l'attenzione. Una volta dentro, i malviventi si sono mossi con estrema cautela, hanno rovistato nelle camere da letto, nei mobili e negli armadi, mettendo completamente a soqquadro parte dell'abitazione. Risparmiate soltanto la cucina e il salotto, dove in quel momento si trovavano separatamente i 2 anziani coniugi. Io ero in cucina, mio marito in salotto, ma hanno passato tutte le stanze e noi non ci siamo visti niente. Per fortuna che mi sono trattenuta ad andare a letto quella mezz'ora che loro sono passati, ma non ho sentito nulla. Hanno passato tutte le 10 stanze. Madonna mega protetto, perché veramente avrei avuto un shock che adesso salire in ospedale al neuro, perché guarda, sono tutto tremante, mi dispiace, mi sono scappata. Mi dispiace tanto signora, mi dispiace tanto per quello che le è accaduto. Quanti anni avete voi? È passata l'80. Solo il caso ha evitato il peggio, vittime e ladri infatti non si sono mai incrociati faccia a faccia, un dettaglio che oggi viene visto come una vera fortuna considerando la tensione e la paura vissute dalla coppia. I malviventi sono riusciti a fuggire portando via denaro e altri oggetti di valore, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nel buio della sera. La donna, ancora profondamente scossa dall'accaduto, non ha voluto mostrarsi alle telecamere, ma ha accettato di rispondere ad alcune domande dal citofono. La paura è ancora fortissima. Non sono in grado di parlare, sono tutta scombussolata. Avete subito uno shock? Per forza. La famiglia, tra l'altro, non sarebbe nuova a episodi del genere, in passato avrebbe già subito altri furti. È la prima volta che vengono? No, la seconda volta, anche l'altro anno, a agosto. Non se ne può più ormai? Ah sì, poi potevo anche aspettarmela, ma sono sempre ottimista perché un mese fa hanno tagliato la rete di recinzione nella parte dietro del campo. Immediata la denuncia ai carabinieri, gli investigatori stanno ora cercando elementi utili per risalire ai responsabili.
Così come è sotto shock Anna Zanchetta, la 63enne che dopo un faccia a faccia con il ladro a Mareno di Piave si è sentita male, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'ha intervistata la nostra Marta Zatta. Ti cade proprio addosso, perché poi fra l'altro vivendo da sola la paura è tanta, però mi devo abituare. Sicuramente. Le lacrime agli occhi, la voce rotta dalla paura, l'angoscia di non sentirsi più sicura a casa sua. Anna Zanchetta vive in via Molino 20 a Mareno di Piave da ben 38 anni e mai si sarebbe immaginata di trovarsi faccia a faccia con un ladro. L'incubo è iniziato alle 8:32 di ieri mattina, quando un malvivente ha tentato di entrare dentro la sua abitazione. Io ero in stanza da letto, ho sentito l'allarme suonare e poi anche battere dei colpi molto forti che provenivano dal salotto, e lì mi sono fatta forza, mi sono alzata e ho visto questo signore dal balcone del salotto che lo aveva già ormai scassato e lo stava ancora tirando verso di lui per aprire meglio, per entrare. Bastava solamente fare un foro nella finestra e lui era già dentro, e io lì ho mollato un urlo dicendo chi è, e lui con la mano mi ha anche fra l'altro come salutato dicendomi tranquilla, tranquilla. Un uomo alto quasi 2 metri, pelle chiara e un berretto nero in testa. Questo l'identikit fornito da Anna ai carabinieri intervenuti sul posto. Dallo spavento la 63enne si è sentita male, tanto da dover essere accompagnata al pronto soccorso. Ho chiamato i carabinieri, poi io mi sono sentita male, non riuscivo a respirare e poi mi tremavano, avevo formicolio alla bocca, non riuscivo ad aprirla. Lì hanno chiamato l'ambulanza e mi hanno portato via in ambulanza. Avevo la pressione molto alta, a 190, e hanno fatto vari elettrocardiogramma, un TAC, esami del sangue, e purtroppo c'è stato questo gran spavento che mi ha scombussolato tutta. Via Molino non è però nuova a episodi del genere. Una vicina ci racconta che solo nel suo appartamento i ladri hanno fatto irruzione per ben 4 volte. Ora, quel che resta di tutta questa brutta storia, oltre alla paura di non sentirsi più al sicuro, c'è anche la rabbia di essere stati violati in quello che dovrebbe essere il proprio posto, casa. Mi è rimasta quella voglia di rivendicarmi, ma non ce la posso fare. Purtroppo sono una donna e non riuscirò mai a vendicarmi di queste persone. Spero solo che non mi arrivino più. Tentano di rubare della merce in un supermercato di Bassano del Grappa, poi aggrediscono l'addetto alla sicurezza durante la fuga, lo fanno con morsi e pugni. Per questo sono stati denunciati 2 giovani marocchini, uno tra l'altro risiede in provincia di Treviso. Prima rubano al supermercato, poi tentano di scappare, nella fuga feriscono un addetto alla sicurezza. È successo in via Cellini a Bassano, al supermercato Ali. Protagonisti 3 giovani, 2 ragazzi di origine marocchina di 23 e 19 anni, residenti tra il trevigiano e il veneziano, e una 18enne italiana. I 3 sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali dell'area vendita e nascondevano della merce all'interno di uno zaino. Usciti dal supermercato senza pagare, si sono trovati davanti il vigilante che li aspettava nel piazzale per fermarli e verificare il contenuto della sacca. È a questo punto che la situazione degenera. Il 19enne si allontana velocemente, mentre il 23enne, secondo la ricostruzione dei militari, tenta di liberarsi mordendo il braccio dell'uomo e costringendolo a lasciare la presa. Ne nasce un inseguimento a piedi, durante il quale il 23enne colpisce con un pugno l'addetto alla sicurezza, ferendolo al volto. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato la ragazza italiana e successivamente anche il 23enne marocchino. Le indagini hanno permesso poi di identificare anche il terzo giovane fuggito con la merce sottratta. I 2 ragazzi dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata. La 18enne invece, pur essendo presente, è risultata estranea ai fatti.
Indagini serrate da parte dei carabinieri per identificare i ladri che hanno colpito nella gioielleria Zanzotto a Pieve di Soligo nei giorni scorsi. Un furto con destrezza. 5 persone accompagnate da alcuni giovanissimi e con un accento dell'est Europa hanno distratto il titolare chiedendo che gli fossero mostrate delle cornici. Poi hanno agito riuscendo a rubare diversi preziosi, un bottino che ammonterebbe ad oltre 5.000 euro. Il gioielliere si è reso conto dell'ammanco solo in seguito. L'uomo si è così rivolto ai carabinieri della stazione di Pieve di Soligo che ora indaga sull'episodio. Vi dobbiamo adesso raccontare una storia di violenza e maltrattamenti su un tredicenne costretto a lavorare in stalla e picchiato con una cinghia dal padre, ma entrambi i genitori sono a processo. È successo nella Marca trevigiana. Prima di andare a scuola era costretto a lavorare nella stalla, poi prendeva lo zainetto e andava a seguire le lezioni alle medie del paese. Un bambino che sorrideva poco, fino a quando l'insegnante di sostegno che lo seguiva gli ha chiesto cosa avrebbe fatto per la festa del papà. Ed è qui che è iniziata ad emergere la terribile verità. Mio papà è cattivo e mi picchia sempre, avrebbe detto il tredicenne. Così sono scattate le segnalazioni da parte della scuola. Il piccolo è stato sentito in audizione protetta. Gli investigatori hanno fatto il resto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri, intercettazioni audio e video che hanno disegnato una realtà di violenza e maltrattamenti. I fatti sono avvenuti lo scorso anno in un comune dell'Intera Trevigiano. Ora è iniziato il processo a carico dei genitori che devono rispondere dell'accusa di maltrattamenti familiari. Il tredicenne è stato invece allontanato dai genitori ed accolto in una comunità protetta. In aula è stato spiegato che il bambino adesso è sereno e contento. A far scattare il blitz una delle intercettazioni dove l'uomo stava picchiando il figlio che piangeva disperato. Ma questo è stato solo l'ultimo episodio di una lunga serie. A volte il ragazzino veniva colpito anche con una cinghia per studiare. Non aveva tempo, doveva accudire gli animali, pulire la stalla, prima e dopo la scuola. Il tredicenne ha 3 fratelli, uno più piccolo che sta con la mamma e 2 più grandi che lavorano nell'attività di famiglia. Il processo a carico dei genitori è stato aggiornato al 15 ottobre prossimo, giorno in cui potrebbe essere letta la sentenza. Torniamo a parlare di zona rossa a Treviso, controlli serrati da parte della polizia locale. Nel mirino sono finiti un phone center e un centro estetico. Sono state elevate anche sanzioni per oltre 7.000 euro. 40 le persone identificate dalla Polizia Locale di Treviso, battute a tappeto le zone sensibili di Treviso, monitorate soprattutto via Roma, Riviera Santa Margherita e l'autostazione delle Corriere. Sebbene nessuno tra loro avesse a carico ordini di allontanamento o fogli di via diverse, le violazioni riscontrate al regolamento di polizia urbana e al codice della strada. Tra queste alcune infrazioni commesse da conducenti di monopattini irregolari e autovetture, oltre a sanzioni specifiche per l'abbandono di mozziconi e prodotti da fumo sul suolo pubblico. L'attività poi si è estesa sul controllo di alcune attività commerciali all'interno del centro storico, nello specifico nei confronti di un'attività che offriva trattamenti di bellezza senza che il personale addetto avesse i titoli previsti per legge. Ci siamo mossi anche grazie alle segnalazioni di alcuni utenti che evidentemente erano preoccupati per attività svolte probabilmente in maniera non corretta dagli stessi addetti. Al centro estetico gli agenti hanno contestato verbali per 1.830 euro. Più grave la posizione del phone center, dove è stata individuata un'attività di vendita di prodotti non autorizzate. Il negozio, invece di limitarsi a fornire servizi di telefonia, accesso a internet e trasferimento di denaro, vendeva capi di abbigliamento e accessori. L'attività veniva svolta ma in maniera del tutto abusiva. Allora anche in questo caso abbiamo provveduto con la necessaria contestazione di una serie di violazioni, tra cui la previsione di una chiusura obbligata dell'attività stessa. Al gestore è stata elevata una sanzione di 5.000 euro. Questi interventi fanno parte di un'attività pianificata, giornaliera, che viene fatta su tutto il territorio comunale e sono quindi attività finalizzate al presidio del territorio, alla tutela della sicurezza urbana e dei consumatori, come in questo caso.
Sempre in centro si è verificata una lite tra due persone a Piazza Trentin, tra un 79enne di Treviso ed un giovane. L'oggetto della diatriba era la proprietà di una bicicletta che il giovane sosteneva essere sua, mentre l'anziano sospettava fosse oggetto di furto. L'uomo avrebbe scattato una foto della bicicletta ed in quel frangente il giovane gli avrebbe strappato il cellulare di mano dileguandosi. Il fatto è stato denunciato alla polizia locale. E questa mattina verso le 10.30 sempre la polizia locale è intervenuta in strada Comunali delle Corti di Treviso, poiché all'interno del parcheggio della Lidl era stato trovato il cadavere di una donna. Si è appurato nel prosieguo che si trattava di una 82enne di Treviso deceduta per un malore. La salma è stata così messa a disposizione della famiglia. 19 kg di marijuana sbarcata a Malpensa, la polizia ha intercettato la valigia con la droga e ha seguito il corriere fino a Piavon di Oderzo, in manette un cittadino albanese e un trentenne italiano. È atterrato con un volo proveniente da Bangkok. In valigia 19 kg di marijuana. L'uomo, un cittadino albanese, è transitato a Malpensa pensando di averla fatta franca, ma la polizia lo aveva già intercettato. Gli agenti hanno deciso di non fermarlo, ma di seguire il corriere fino a destinazione. Ad attenderlo fuori il contatto, un italiano che gli ha consegnato un furgone. Con quel mezzo il cittadino albanese ha raggiunto Piavon di Oderzo e qui si è incontrato con l'acquirente, un italiano di 30 anni al quale doveva consegnare la sostanza stupefacente, droga che sarebbe stata spacciata nelle piazze della Marca. La polizia è così intervenuta, 2 gli arrestati. Nelle scorse ore si è svolta l'udienza di convalida. Per il cittadino albanese di 21 anni il corriere, il GIP ha disposto il carcere, il trentenne invece è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso la trasmissione degli atti alla procura di Busto Arsizio perché il reato più grave sarebbe stato quello commesso all'arrivo in Italia del carico di marijuana. Non posso per un attimo non portarvi a Padova, dove la Corte d'Assise ha accolto la richiesta della Procura e condannato all'ergastolo Andrea Favero per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta a Vigonza, lo ricorderete, il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4, ma ci aggiorna la nostra Valentina Visentin. È stata pronunciata pochi minuti fa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova la sentenza di condanna all'ergastolo per Andrea Favero, il 39enne di Vigonza, accusato di aver ucciso la notte del 29 maggio 2024 la compagna Giada Zanola, da cui si stava separando dopo averla stordita con dei farmaci, gettandola dal cavalcavia dell'autostrada A4 vicino alla loro abitazione, simulandone così il suicidio. Non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione per Andrea Favero, l'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza della patria potestà. Dovrà anche risarcire di 300.000 euro il figlio e 50.000 euro al padre e 50.000 euro per ciascuno dei fratelli di Giada Zanola. Soddisfatta la famiglia Zanola presente in aula, che con commozione ha assistito al verdetto. Per il papà Gino giustizia è stata fatta, anche se nessuno potrà restituire più Giada alla sua famiglia. Ritorniamo nella Marca trevigiana, dove prosegue la conta dei danni per il maltempo dei giorni scorsi. Tra l'altro c'è ancora allerta meteo nelle prossime ore. Conta dei danni che viene aggiornata da Condifesa, come ci racconta il nostro Nicola Marcato. È il Trevigiano una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo che da giorni sta attraversando la Marca. Grandine e raffiche di vento hanno danneggiato pesantemente soprattutto i vigneti, ma anche seminativi e colture orticoli. Abbiamo avuto nella prima ondata di lunedì la zona un po' a sud di Treviso, parliamo di San Biagio di Callalta e qualcosa verso il Monte Bellunese e quella zona lì. Poi la zona di Salgareda. Il giorno successivo la zona più importante che è stata colpita è quella, diciamo, tra Ormelle e Fontanelle, quindi parliamo della zona nord di San Polo di Piave. In alcuni casi i temporali si sono abbattuti più volte sugli stessi appezzamenti nel giro di poche ore, aggravando ulteriormente la situazione in una fase delicata della stagione produttiva. Condifesa ha già avviato i primi sopralluoghi tecnici nelle aziende agricole colpite per verificare l'entità dei danni. Ci sono appunto delle zone molto colpite, poi basta una strada, un argine, l'autostrada per delimitare
una zona dove invece il danno si riduce drasticamente, quindi ci sono degli epicentri e poi ci sono delle zone in cui la grandine sembra aver perso vigore e poi ritorna a colpire. Quindi questo dà il classico problema a macchia di leopardo, che non ci consente di dire in tutto quel comune la produzione è zero, ma in quel comune ci sono 10 aziende con produzione zero, altre 50 aziende con produzione 50, eccetera. Quindi questa è una tipica, diciamo, formazione, no, legata a un danno a celle temporalesche molto intense, ma fortunatamente spesso anche molto concentrate. Resta alta la tensione sull'evoluzione del meteo. Secondo le previsioni, infatti, il rischio di nuovi temporali intensi proseguirà anche nelle prossime ore. La crisi dell'Electrolux, prosegue la mobilitazione da Porcia a Susegana. È dura. Io è 25 anni che sono qua. Ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile. Preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro, perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo sto lavoro sto rovinato. Da Porcia, dove è stata proclamata un'altra giornata di sciopero, le voci della disperazione dei lavoratori dopo l'annuncio shock di Electrolux, che prevede 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Tra dipendenti e lavoratori dell'indotto sono migliaia le famiglie preoccupate. Tra le province di Treviso e Pordenone si spera che uno spiraglio arrivi dal tavolo nazionale convocato per il 25 maggio a Roma al Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, tavolo che sarà preceduto lunedì prossimo da un incontro in regione al quale parteciperanno gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. A Susegana oggi giornata di assemblea per i lavoratori. I sindacati hanno quantificato in circa 200 gli esuberi per la sede veneta. Senza contare che ci sarà una ripercussione forte anche su chi lavora per noi all'interno della fabbrica, che non è un dipendente diretto, le signore della mensa, le signore delle pulizie, chi fa carico e scarico, le ditte esterne e le ditte che lavorano per noi, quindi è veramente un dramma. L'appello è sensibilizzare l'azienda a valutare il piano industriale che ci ha messo sul tavolo e comunque a vedere i lavoratori non come un costo, ma come un investimento, perché siamo noi che produciamo quello che poi dà la ricchezza, ha dato la ricchezza all'azienda e anche al territorio. È preoccupante sì, anche perché ci aspettavamo, soprattutto i giovani, di avere un futuro e di crescere in questa azienda. E ritrovarsi così da un giorno all'altro non sicuri di essere tra quelli che rimarranno non è facile, ecco, una situazione un po' si spera in qualche miracolo. Intanto la carenza di componenti fondamentali per la produzione di frigoriferi, piani in vetro e cavi elettrici ha indotto la direzione dello stabilimento di Susegana a prevedere per lunedì 18 maggio una fermata completa della fabbrica per tutta la giornata. Sarà chiesta la cassa integrazione ordinaria. E a incontrare i lavoratori dell'Electrolux sarà anche il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani. Io ho scelto di essere in prima persona con i lavoratori, andrò nei prossimi giorni allo stabilimento e soprattutto voglio a loro offrire i tavoli di crisi che la Regione mette a disposizione in casi come questo. È chiaro che poi la competenza è di carattere ministeriale, ma noi abbiamo a disposizione dei fondi di coesione, per esempio per quanto riguarda la riqualificazione del personale, l'apertura del tavolo di crisi a livello regionale, tra l'altro con dei tecnici che sono riconosciuti a livello nazionale. L'assessore Bitonci peraltro ha seguito le crisi aziendali al Ministero fino a qualche mese fa, prima di essere chiamato a fare l'assessore qui, e quindi abbiamo le competenze e gli strumenti per provare a dare delle risposte. Parliamo di sanità e delle nuove frontiere della sanità. Vi raccontiamo adesso con Elena Dal Forno un'operazione da record al Cafoncello. La catena della nostra azienda ha funzionato, nel senso che
Un medico di famiglia si è accorto che il paziente aveva una mancanza di respiro, è giunto alla nostra attenzione, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, che è quello di fare una visita e un'ecografia cardiaca, che hanno immediatamente evidenziato che c'erano delle masse all'interno del cuore che spiegavano perfettamente perché al signore mancasse il respiro. Tutto parte da una mancanza di fiato, ma i campanelli d'allarme per l'equipe cardiologica e cardiochirurgica dell'ULSS 2 sono scattati all'istante e da quel momento il paziente, un 39enne trevigiano, è stato ricoverato e operato d'urgenza dal dottor Minniti, che gli ha asportato 4 tumori, una patologia genetica rarissima definita sindrome di Kearney, che colpisce 1 su 1 milione. Il cuore, un cuore normale, grande come il pugno di una persona. Questi tumori erano uno di 4 centimetri e altri 3 di 1,5 centimetri, quindi erano grandi per la cavità cardiaca. Un'operazione durata 4 ore e molto complessa. L'intervento chirurgico è un intervento molto complesso che viene fatto entrando nel torace, mettendo una circolazione extracorporea, cioè una macchina che faccia da cuore e da polmone. Dobbiamo fermare il cuore, aprire il cuore. In questo caso abbiamo aperto 2 camere cardiache e rimosso questi tumori. Dopodiché c'è la fase di ricostruzione delle pareti cardiache ed eventualmente delle valvole cardiache. Fatto questo, viene fatto ripartire il cuore e viene chiuso il torace. Una malattia che ha un tasso di trasmissibilità del 50%. Controlli sono stati fatti dunque sia sul padre del paziente sia sui figli. Una presa in carico totale che dimostra che fare squadra tra i reparti è sempre la chiave vincente. Oggi il paziente sta bene e anche i familiari sono entrati in follow-up, il paziente è stato seguito ed è preso in carico dalla nostra struttura, che quindi verrà seguito con frequenza regolare per valutare il proseguo della traiettoria clinica nell'arco dei prossimi mesi. Ma anche se questo è un caso rarissimo, non si deve dimenticare che per avere un cuore sano bisogna sempre fare prevenzione, che il dottor Cernetti riassume così. Il fatto di avere un buon controllo del proprio peso corporeo, fare 1 ora di passeggiata al giorno, non fumare, avere una dieta povera di proteine animali e avere un buon controllo dei valori della pressione, della glicemia e del colesterolo abbatte di oltre il 50% gli eventi cardiovascolari. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Torniamo in diretta per parlare di fine vita. Come sapete è un tema che torna periodicamente a scuotere la politica. Oggi ne ha parlato nei nostri studi il presidente della Regione Alberto Stefani, che tra l'altro questa sera sarà ospite a Focus con il nostro direttore Luigi Bacciagli. Così dunque Alberto Stefani sul fine vita. Il fine vita torna al centro del dibattito politico anche in Veneto, riaprendo lo scontro sulle competenze tra Regione e Parlamento. Il prossimo 3 giugno, proprio a Palazzo Madama, si inizierà a discutere sulla proposta di legge. A pronunciarsi sul tema anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani. È fondamentale dire le cose come stanno in questo senso. Fine vita è un tema di carattere nazionale. Chiunque ci sta ascoltando capisce che non può esistere che una regione disciplini la cosa in maniera completamente diversa dagli altri. Però se vogliamo essere concreti sul punto, la Regione ha una prerogativa che è la legge di iniziativa regionale, una legge statale, quindi che viene proposta al Parlamento e il Parlamento poi può approvarla. Tra l'altro risulta che il Parlamento sta calendarizzando i progetti di legge in materia di fine vita e quindi se vogliamo davvero arrivare a questa discussione dobbiamo scegliere questa strada. Tutte le altre strade portano ad un vicolo cieco. Per il governatore è impensabile che norme su temi così delicati possano valere soltanto in un singolo territorio, da qui l'appello a una disciplina nazionale condivisa. Esiste questa prerogativa da parte della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sulla legge toscana e sulla legge della Sardegna che hanno provato a disciplinare in via autonoma, quindi a livello regionale, il fine vita sono state smantellate. Quindi o continuiamo ad andare addosso al muro oppure scegliamo di fare un'altra strategia, quella di proporre un'iniziativa di legge che parte dalla regione e che arrivi però al Parlamento. Solo il Parlamento può disciplinare in maniera organica una disciplina che riguarda i diritti della persona. È ovvio che nessuna regione può decidere in maniera autonoma rispetto alle altre su un tema come questo, sono proprio questioni che tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito in maniera netta.
I temi del commercio, gli 80 anni di Ascom Confcommercio che si interroga a Treviso sul cambio generazionale e su come affrontare le tante sfide del presente. 80 anni fa, quando i nostri colleghi del 46 si sono dati un obiettivo, io credo che fosse ripartire, no? Dopo quello che era successo. Oggi probabilmente per Farinetti è resistere, per quanto riguarda noi è esserci, essere a fianco alle imprese, essere a fianco agli imprenditori, seguire il momento e fare ciò che serve. Cosa? Ciò che serve. Non c'è una sfera di cristallo e non c'è una soluzione uguale per tutti. La parola d'ordine è esserci per non arrivare tardi alle sfide del futuro, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, ma anche il ricambio generazionale, oggi più che mai uno dei temi da affrontare durante i festeggiamenti per gli 80 anni di Ascom Confcommercio. È un cambio generazionale complesso, perché stanno cambiando i nostri imprenditori, i nostri collaboratori, stanno cambiando i nostri clienti, e sta cambiando anche l'associazione con i suoi dirigenti associativi. E ecco, tutti questi cambiamenti insieme in un periodo in cui il cambiamento è più veloce rispetto alle nostre abitudini, questo rende tutto più complesso. Allora, l'idea è questa: mettiamo tutto questo insieme, ma soprattutto facciamoli insieme questi cambiamenti. Non lasciare nessuno indietro e aiutare le imprese ad affrontare rivoluzioni identitarie, culturali, ma soprattutto economiche. Altro tema molto importante è quello della formazione continua, che non è la formazione obbligatoria o accessoria, è la formazione continua come leva strategica. Oggi non ci si inventa più niente, ci sono nuovi modelli organizzativi, nuove competenze, la tecnologia, nuove modalità di rapporto con i clienti. Terzo e ultimo aspetto, non meno importante, l'accesso ai bandi alla finanza agevolata. Abbiamo delle imprese piccole, non hanno tempo e neanche le competenze spesso di accedere al mondo della finanza agevolata. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere presenti per trasformare le loro idee in progetti finanziati. Una società che cambia rapidamente, una città che deve dare risposte al piccolo commercio soffocato anche dai grandi supermercati sui quali da sempre Capraro si è schierato contro. C'è l'online, ci sono gli affitti, ci sono gli sfitti, c'è la grande distribuzione, è tutto vero. Io credo che però il presupposto sia la città, cioè ci deve essere una Treviso abitata, cioè la chiave principale è sociodemografica e in questo caso, per quello che riguarda la città di Treviso, la parte residenziale. Ecco, credo che lì ci sia la svolta. Recuperando residenzialità si recupera quotidianità e quindi sostenibilità per le nostre imprese. E a proposito di supermercati, uno nuovo di Zecca è stato aperto questa mattina in Viale della Repubblica, non sono mancate, non mancano le polemiche, c'eravamo anche noi con Elena Dal Forno. Il 120° punto vendita a lì Treviso. Ha inaugurato in Viale della Repubblica il 120° negozio Ali, un punto vendita progettato secondo i criteri più moderni di efficienza e sostenibilità che darà lavoro a 35 nuovi addetti che entrano a far parte della grande famiglia Canella, imprenditori che da oltre 50 anni si dedicano al business dei supermercati. L'edificio utilizza materiali sostenibili e 1213 metri quadri di tavelle fotovoltaiche. Le pareti si dice che purifichino l'aria come 85 alberi, oltre a quelli piantati attorno all'edificio. Una festa preceduta dalle tante polemiche sull'apertura dell'1° supermercato. Fra poco arriverà anche la Conad, proprio di fronte ad Ali e Panorama, e sul consumo di suolo. Critiche che il Presidente ha affrontato rispondendo punto su punto. È vero che siamo l'1° supermercato, però noi facciamo il nostro lavoro fondamentalmente. Apriamo dove le istituzioni ci lasciano aprire, quindi non è che apriamo dove non si può. Facciamo tutto quello che possiamo per far sì che ci sia una vera sostenibilità. Cioè, veramente facciamo tante attività. Siamo la prima azienda in Italia che ha piantato 54.000 alberi veri nel proprio territorio, non in giro per il mondo. Quindi si possono andare anche a vedere. E questo non l'abbiamo fatto l'altro giorno, l'abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000 perché avevamo pensato cosa potevamo fare per essere concreti nell'aiutare l'ambiente. Quanto alla concorrenza, la famiglia Canella ha rinunciato a fare causa alla Conad, come invece ha fatto il Panorama. Noi crediamo che il cliente abbia così la possibilità, intanto se c'è la concorrenza i prezzi si abbassano e questa è la prima cosa, e poi il cliente può decidere, cioè nel senso noi abbiamo dei valori
di altra concorrenza, degli altri valori, poi il cliente in base ai valori con cui si rispecchia maggiormente decide. L'intero investimento tra terreno e costruzione è stato di 10 milioni di euro. Prossimamente Ali aprirà anche a Mogliano, in via Casoni, dove la famiglia sta restaurando l'ex essiccatoio. Veniamo alle iniziative e dal territorio, appuntamento da non perdere con le emozioni alpine. Sabato sera 16 maggio nella chiesa di Sant'Agnese a Treviso canteranno il coro Stella Alpina di Treviso e il coro Tridentum di Trento. L'evento nell'ambito della 19ª rassegna corale Città di Treviso inizierà alle 20:45, l'offerta è libera. Al via anche il Festival sulla salute mentale che vuole avvicinare la città a un fenomeno in continuo aumento. Matto a chi? Uno slogan, ma soprattutto una riflessione sul concetto di normalità. Cosa è veramente normale? Cosa si può definire folle? E Robe da Matti è il festival ideato e promosso dalla cooperativa sociale Solco, che quest'anno festeggia la 10ª edizione. La rassegna si aprirà il 15 maggio con la consueta anteprima È quasi Robe da Matti nella sede della cooperativa, con talenti emergenti, visite guidate e street food, e proseguirà poi il 5 e 26 giugno all'Auditorium Santa Caterina di Treviso con veri e propri spettacoli. Per noi è un grandissimo traguardo perché parliamo ancora e nuovamente, costantemente di salute mentale, perché di questo il festival vuol fare portatore. Portiamo avanti la bandiera della sostenibilità sociale ed economica. Solco, come abbiamo più volte detto, è una cooperativa sociale tipo B che si occupa di inserimento e formazione al lavoro di persone che hanno prettamente un disagio mentale. Lo facciamo attraverso la produzione. Matto a chi riprende una battuta che tante volte facciamo soprattutto nelle nostre discussioni quando vogliamo sostenere il nostro punto di vista, però ci fa riflettere molto, ci fa riflettere sull'idea che abbiamo noi della salute mentale. Il tema del lavoro non è un tema secondario e soprattutto è dimostrato che con problemi di salute mentale comunque si può essere ottimi lavoratori. La rassegna mette in discussione luoghi comuni e pregiudizi, rompe i tabù, crea consapevolezza e soprattutto occasioni di incontro e crescita con l'intera collettività, in un contesto che vede l'aumento di queste difficoltà. Purtroppo il tema della salute mentale lo vediamo, è in forte aumento. Quello che noi cerchiamo però di mandare come messaggio è che la salute mentale non è solo la cronaca nera, ma c'è molto di più. Un festival insomma che prende in prestito il linguaggio dell'arte e del teatro per coinvolgere cittadini, istituzioni, servizi sanitari e imprese. Altro appuntamento, altra iniziativa, non solo pane. Alberto Dubito, poeta nato incerto poco prima dell'inverno, al Teatro Sant'Anna di Treviso, sabato sera alle 21, sabato 16 maggio, si terrà lo spettacolo teatrale di e con Luca Oldani, musica e video di Davide Barbafiero, uno spettacolo che racconta la vita di Alberto Dubito Feltrin, la sua produzione, la sua poetica. Alberto Dubito è nato e cresciuto a Treviso e nei suoi 20 anni di vita ha fatto il poeta, il rapper, il fotografo, lo street artist, ha vinto anche vari Poetry Slam. Lui è dedicato il premio Alberto Dubito di poesia con musica. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno 9 nel pomeriggio un'intera comunità si è stretta alla famiglia De Marc per l'ultimo saluto al piccolo Lucas. Silenzio e commozione nella piazza antistante la chiesa di Sedico, che non è riuscita ad accogliere chi ha voluto manifestare il proprio affetto e il proprio dolore. Smette di piovere improvvisamente, è il momento della consacrazione del pane e del vino. Un raggio di sole si fa spazio fra le nubi plumbee che incombono e avvolgono il cielo sopra l'arcipretale di Sedico. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove il piccolo Lucas, il miracolo d'amore di papà Gabriele e mamma Jennifer, appena ricordato Don Fabiano, sta facendo una delle sue acrobazie, arrampicandosi sulle spalle di Gesù, ebbene, se quel luogo esiste, il segnale è arrivato, diretto e chiaro, e ha riempito i cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza alla famiglia De Marc. Più tardi quello stesso raggio, potente e caldo, raggiunge la piccola bara di legno chiara sovrastata da un cuscino profumato di rose bianche e iris. In chiesa
La funzione è preceduta dalle parole di amore e sostegno indirizzate a papà Gabriele e arrivano direttamente dall'anima di Lucas, il Piccenin, l'amore grande di mamma Jennifer. Sei nato per aiutare gli altri, per dare il dono della maternità, per far conoscere un amore infinito a me e al tuo papà, per rendere migliore questo mondo e chi ti incontrasse. E adesso sali in cielo per aiutare altri bambini bisognosi del tuo aiuto. È per te ogni cosa che c'è. Ninanà, ninaè. Nelle parole di mamma Jennifer c'è spazio per le scuse delicate nei confronti dei soccorritori e degli agenti per aver fatto prevalere nei momenti più strazianti il dolore al posto dell'educazione e del rispetto, e ci sono i ringraziamenti alla comunità intera presente anche nel momento struggente del commiato. L'omelia di Don Fabiano del Favero, parroco di Longarone, originario di Rivamonte come mamma Jennifer, è intrisa di aneddoti felici e del ricordo lacerante di una settimana fa. Don Fabiano ha battezzato il piccolo Lucas e a Lucas riserva le carezze del Vangelo. Par quasi che qui amore non ci sia, messi di fronte allo straziante doverti salutare e lasciarti andare. E invece questa chiesa è inondata d'amore, dice fra le lacrime. Lucas, ora non serve più che tu chieda alla mamma di chiedere a Don Fabiano qualcosa di Gesù. E lì mi arrivavano le domande di suggerimenti, magari con un audio, di modo che lo potessi ascoltare direttamente. Ora tu sai, Lucas, com'è il volto del Cristo. Ne riconosci i tratti, tu da sempre da lui pensato. Oggi sono io a farti una richiesta, piccolo amico. Arrampicati un poco sulla schiena di Gesù e sussurragli nell'orecchio. Li vedi? La mia mamma bella Jennifer e il mio grande papà Gabriele. Lo vedi? Il mio fratellino Nicola insieme ai miei nonni e ai miei cari. Gesù, digli, fammi un piacere. So che tu per i bambini hai un debole. Aiutami a far sì che possa star loro accanto. Dentro e fuori la chiesa la commozione non dà tregua. I gesti per Gabriele e Jennifer sono semplici e carichi di affetto, sospesi nel silenzio di un tempo immobile, dove il ricordo di una vita breve continua a vivere dolcemente nelle mani e nei pensieri di chi resta. Ha toccato anche il bellunese la monumentale inchiesta della DDA di Napoli, che ha portato alla luce il mercato della privacy di ignari cittadini italiani. Tra gli indagati i direttori degli uffici postali di Sedico e di Vas Sette Ville, che sono stati subito sospesi dall'incarico. Ci sono i direttori degli uffici postali di Sedico, Luca Senatore, 56 anni, di Belluno, e di Vas Sette Ville, Sara Zanivan, 52 anni, di Feltre, nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla vendita di dati personali estrapolati illecitamente dalle banche dati dello Stato. Entrambi sono indagati e la misura è l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nei loro confronti è già stato emesso il decreto che impone la restituzione delle somme indebitamente percepite per la presunta monetizzazione degli accessi al sistema Punto Fisco, poco più di 9.000 euro per Senatore, 4.150 euro per Zanivan. Entrambi i funzionari sono già stati sospesi dal loro incarico. L'indagine, coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dalla squadra mobile partenopea, ha portato a 29 misure cautelari su 85 indagati. Al centro una presunta organizzazione composta da investigatori privati, funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di vendere informazioni riservate a società di investigazione e recupero crediti in tutta Italia. Secondo gli investigatori, i dati venivano estratti illegalmente dalle piattaforme del Ministero dell'Interno, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane. Le interrogazioni abusive alla banca dati SDI sarebbero state pagate fino a 25 euro ciascuna, mentre le visure INPS costavano dai 6 agli 11 euro. La Procura di Napoli parla di migliaia di accessi illeciti e di un archivio clandestino con oltre 1 milione di dati.
Nelle prime ore di questa mattina 7 giovani, un italiano, un sudamericano e 5 nordafricani sono stati denunciati dai carabinieri per la violenta rissa notturna scoppiata alle 3 di domenica notte all'esterno di una pizzeria di Setteville. Nel corso della colluttazione per cause futili 2 delle persone coinvolte hanno riportato lesioni curate al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. Le indagini dei carabinieri sono state fulminee e meticolose e hanno consentito l'individuazione e l'identificazione dei componenti del gruppo, ora deferito alla procura di Belluno. Voltiamo decisamente pagina perché 4 grandi campioni dello sport azzurro sono stati in piazza a Belluno per giocare e parlare dei valori sportivi con i ragazzi. Ha fatto tappa in Piazza dei Martiri la quinta delle 13 tappe dell'iniziativa Un campione per amico patrocinata dal CONI e che ha visto scendere in campo Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori, Martina Castrogiovanni e Andrea Lucchetta. Pur con il maltempo i campioni di ieri hanno incontrato vis-à-vis i bambini delle scuole elementari invitati a fare sport gratuitamente nel villaggio allestito di fianco all'Istonna. I protagonisti di successi che fanno parte della storia dello sport italiano e internazionale non sono nuovi a eventi del genere organizzati per promuovere lo sport come strumento di crescita personale e collettiva. Così dunque questa mattina a Belluno. Io però vi devo dare un aggiornamento di cronaca, vi leggo l'ANSA perché è una mobilitazione dal contenuto ancora incerto. Una squadra dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono impegnati dal tardo pomeriggio in un'operazione di ricerca e soccorso in località Strada degli Alpini nel comune di Possagno dopo una chiamata automatica di emergenza associata a una moto di probabile provenienza tedesca. L'allarme è scattato alle 15.55, trasmesso dal NUE di Varese al 118 di Treviso e poi al comando dei Vigili del Fuoco. Le coordinate fornite dal sistema automatico localizzano l'intervento in un'area impervia con uno strapiombo. I 2 elicotteri intervenuti, Drago del reparto volo di Bologna e Drago 154 del reparto volo di Venezia, sono rientrati intorno alle 17.40 per maltempo e nebbia, condizioni che hanno impedito anche il decollo dell'elicottero del SUEM 118. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, non c'è quindi ancora nessuna certezza. Potrebbe essersi trattato di una chiamata partita in maniera del tutto fortuita. Ad ogni buon conto c'è una mobilitazione, c'è stata e c'è ancora una mobilitazione nella zona di Possagno in località Strada degli Alpini. Questo l'ultimo aggiornamento, è tutto sia da Belluno che da Treviso. Grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.